Prima di tutto però darei la parola ad una persona che ha avuto per primo il coraggio, e veramente che ne vuole tanto, di dare credibilità a uno che di nome d'arte ha scelto il nome El Canaia. Quindi la parola e un bel applauso all'editore Walter Basso. No, ragazzi, sono contento perché, vi dico subito in veneto, dopo parlo in italiano per presentarvi. Sono contento perché sono a San Bruson e mi quando che fa sui sketch con Moreno, ancora da 9 anni fa, quando inizia, mi dico sempre che sono a San Bruson, provincia di Venezia, e che non è assolutamente vero, però penso di avere la popolarità al paese, anche se avevo un po' paura quando scuola, se che c'è popolazione di San Bruson, se fa o che mi fa un monumento o che mi batte. Dice di riferirle che spesso trattiamo la nostra vita come l'acqua del tè che stiamo bevendo. Ritenendola insipida, la coloriamo, la dolciamo, aggiungiamo aromi per renderla più bella ed invitante. Ma così essa diventa torbida e se non viene consumata velocemente diventa scura e non è più bevibile. Quindi la si butta via. Quante volte l'avevo pensata quella frase, ma non ero mai riuscito a dirla o a scriverla. E adesso era stata detta con una chiarezza e una semplicità. Diana si rivolse verso Kane. Il maschio è come il vino, invecchiando migliora, ma se si dà troppe arie va in aceto. Scorsi gli assistenti di scena a scambiarsi degli sguardi smarriti. Quella battuta non faceva parte del copione. E per la prima volta notai fulmineamente in Kane un velo di tristezza, incomprensione, ma senza indugio stavolta. Il mattatore di commedie cinematografiche e teatrali si fece coinvolgere da quell'attacco personale. «Ah, bella questa!» disse. «Le giovani showgirl, invece, sono come piante OGM, geneticamente perfette, ma insipide». E un silenzio di tomba scese nel teatro. I cameraman si guardavano attoniti, gli assistenti di scena erano pietrificati e gli autori del programma con le mani nei capelli, almeno chi se lo poteva permettere. Tu credi che l'unico modo di vivere sia il sopravvivere? Conquistare con le tue capacità quei pezzi di mondo che occorrono per riscattare parte della tua libertà. Cerchi solo di allungare la catena che ti tiene schiavo, ma non cerchi di liberartene. Finita la frase, quella sorta di veggente fece cenno ad Eugenio di fermarsi. Aprì la porta della macchina e scese. Ma prima di richiuderla, rivolse al suo soccorritore queste parole. Un'aquila non è fatta per scavare buche, ma per volare in alto. Ricordalo, i tempi sono maturi. La gente attende il segnale. La presentazione è giunta al termine. Questa era l'ultima tappa. Possono essere arrivati i messaggi più o meno chiari, più o meno colti. Posso essere stata anche questa un'occasione voluta, cercata, arrivata per caso, come tante che ci capitano, ma comunque sempre occasioni come frecce scoccate, che una volta lanciate non tornano più indietro.